in questo reparto è finalmente aver terminato, devo essere sincero, perché andare da una parte all'altra non era proprio semplicissimo. Diciamo che, questo dicendolo scherzando, diciamo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi siamo riusciti a creare e a mettere in funzione una radioterapia di altissimo livello, cioè quindi una radioterapia che pochi centri hanno. Qualche centro privato potrà forse fregiarsi di alcuni aspetti, ma che abbia tutta questa serie di accessori, di macchine, di personale, ce ne sono pochi nella regione Veneto, direi anche pochi nel nord Italia. Diceva una squadra quella che lavora. Noi abbiamo una squadra, cioè, ed è quella la cosa più importante, nel senso che io, che manco da qualche giorno, sono perfettamente sostituito dalla dottoressa Cesaro, che è colei che mi è come facente funzioni, ma che è anche un'amica, quindi di conseguenza non c'è quella differenza tra me, un tecnico, un OS, un infermiere, perché altrimenti si creano quelle discrepanze che ti fanno anche mal gestire la situazione. Invece con questo modo nostro di gestirci abbiamo sempre un accordo e riusciamo sempre a trovare un sistema da dare una risposta ai pazienti. Non abbiamo liste d'attesa perché, per esempio, una delle mie indicazioni è che il paziente, qui spero non mi uccidano, ma anche se non ha l'impegnativa lo vediamo lo stesso, cioè l'impegnativa è un pezzo di carta, non è una cosa che, chiamiamola così, obbliga il paziente. Senza impegnativa non ti faccio niente. Se il paziente ha necessità, il paziente venga visto, non c'è niente da fare. Poi i pazienti possono venire, terminata la radioterapia, anche dopo una settimana hanno effetti collaterali, ma vengano qua tranquillamente, si mettono d'accordo con l'ambulatorio infermieristico, vengono visti senza impegnativa e attiviamo tutto quello che è necessario per curarli e metterli in ordine.